Attesa per il discorso di Berlusconi al Senato, poi le dimissioni per aprire la strada al Berlusconi bis. Gli alleati ascolteremo e valuteremo. L'opposizione insiste, questo degrado fa correre immensi rischi al Paese, bisogna andare alle elezioni nel più breve tempo possibile. Nella sua prima messa Papa Ratzinger ricorda il suo predecessore e rinnova l'impegno al dialogo tra religioni. File interminabili anche di notte per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno a Milano è emergenza. Mercoledì di campionato stasera in Serie A in campo a Torino, super sfida Juve-Inter, il Milan contro il Chievo. Buongiorno, benvenuti al TG3. La crisi politica arriva a uno snodo decisivo. Tra poco, alle 15:30, Berlusconi riferirà al Senato, poi dopo il Consiglio dei Ministri andrà al Quirinale per dimettersi, così assicura Forza Italia. Sembra fatto, insomma, l'accordo per arrivare a un Berlusconi bis. Poco fa l'UDC ha ribadito la sua posizione. Chiediamo un nuovo governo e un nuovo programma come doveroso percorso istituzionale. Il servizio di Nadia Zikowski. Le ipotesi sull'evolvere della crisi sono tutte legate all'agenda politica di oggi. Dopo l'intervento del Premier al Senato nel primo pomeriggio verrà convocato un Consiglio dei Ministri straordinario e probabilmente brevissimo, non a Palazzo Chigi ma a Palazzo Madama stesso. Segno che le dimissioni di Berlusconi potrebbero essere vicine, che il Premier potrebbe salire subito dopo al Quirinale per comunicarle al Capo dello Stato, chiedendo il reincarico. Un disegno che ha preso forma via via questa mattina negli incontri del Premier, soprattutto nelle 3 lunghe ore di colloquio con Maroni e Calderoli, i ministri leghisti ai quali Berlusconi potrebbe aver chiesto il sacrificio più grande, quello di lasciare libero il Dicastero delle riforme, concedendo quel segno di discontinuità da NUDC più volte richiesto. L'ipotesi potrebbe contemplare la ricollocazione di Calderoli al posto di Follini in qualità di viceministro, carica accompagnata da una promessa: le riforme, potrebbe dire il Premier al Carroccio, si faranno lo stesso. Una proposta che ieri sembrava irricevibile, insomma oggi sembra uno scenario possibile. Follini resterebbe fuori e si accontenterebbe di aver raggiunto lo scopo di un nuovo governo. Fa pensare ad un accordo raggiunto anche la decisione di Fini di sconvocare la direzione nazionale del partito, che in caso di risposte insoddisfacenti da parte di Berlusconi avrebbe dovuto procedere alla consegna delle dimissioni dei ministri da ieri nelle mani di Fini e da oggi un po' più lontane. Il Berlusconi bis, o meglio ter, come preferisce chiamarlo il Cavaliere, che ama conteggiare anche il governo del 94, potrebbe prendere le mosse già nel pomeriggio. Intanto dal versante dell'opposizione, di fronte alla crisi della maggioranza e alle incertezze politiche, il centrosinistra chiede che la parola torni agli elettori. Sentiamo. Convinto che Berlusconi non abbia altre possibilità che dimettersi, Romano Prodi ha rinviato un viaggio in Cina. Sarebbe dovuto partire questa mattina, ma ha deciso di restare per poter salire al Quirinale per le consultazioni. Domani un vertice dell'Unione concorderà se ci andrà da solo o a capo di una delegazione snella. Prima di tornare a Bologna, ieri Prodi aveva rotto ogni indugio e chiesto le elezioni anticipate. Non lo ha fatto a cuor leggero, ma nell'Unione tutti pensano che è meglio andare al voto che tenere il Paese in agonia per un anno. Lo spettacolo che il centrodestra sta dando al Paese è veramente drammatico. Sono divisi sulle questioni fondamentali, devoluzione, politica economica, e qualunque soluzione si trovi, noi rischiamo di avere un Paese che non verrà governato per un anno. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo chiesto e chiediamo a Romano Prodi di formare una commissione indipendente affinché da subito si riscontri lo stato della contabilità pubblica, troppo truccata e contraffatta da una finanza creativa. È in questo clima che l'Unione si prepara ad ascoltare l'intervento di Berlusconi a Palazzo Madama. I senatori del centro-sinistra lo valuteranno tutti assieme nel corso di una riunione convocata per le 16:30. Una messa in latino nella Cappella Sistina, primo impegno questa mattina del nuovo Papa, l'ex cardinale Ratzinger, divenuto ieri Benedetto XVI. L'insediamento solenne avverrà domenica alle 10 in San Pietro. Reazioni e commenti alla nomina del nuovo pontefice coprono un arco molto ampio, dall'esultanza alle analisi più meditate e alle previsioni sulla sua futura azione. Aldo Maria Valli. La battuta che circola in Vaticano è fulminante. Se Giovanni Paolo II esordì dicendo «se mi sbaglio mi corrigerete», Papa Ratzinger ha tutta l'aria di pensare «se sbagliate vi corrigerò».
Negli oltre 20 anni trascorsi al vertice di quello che fu il Sant'Uffizio è stato il custode inflessibile della dottrina e ha pronunciato ripetuti no, ma nel suo passato c'è un'esperienza di cui poco si parla che rende la sua figura più complessa. Brillante teologo, a soli 35 anni prese parte ai lavori del Concilio Vaticano II come consulente del cardinale Frings. Anche se più tardi dirà che la Chiesa non è nata col Vaticano II, quell'aria di rinnovamento l'ha respirata a fondo. Il problema per il professor Ratzinger è sempre stato uno: come mettere d'accordo utopia e istituzione, partendo dal presupposto che la verità c'è, esiste ed è in Cristo. Cooperatores veritatis ha voluto scrivere nel suo stemma episcopale, cooperatore della verità. Nasce qui la sua battaglia contro il relativismo moderno e nascono qui le sue condanne contro i teologi giudicati devianti. Tenere a galla la barca di Pietro nella tempesta della modernità, una barca che fa acqua da tutte le parti, ha scritto nelle meditazioni per la Via Crucis di quest'anno. Una barca troppo spesso sballottata dalle onde di qualsiasi dottrina, ha ribadito durante l'ultima messa prima del conclave, in quello che è diventato il suo manifesto elettorale. Raggiunti i 75 anni, età della pensione, Ratzinger avrebbe voluto tornare ai suoi studi, ma Wojtyła non l'ha lasciato. Troppo prezioso il professore tedesco, anche se non sempre i due sono stati in piena sintonia. Gli incontri interreligiosi di Assisi, per esempio, Ratzinger non li ha graditi. Troppa confusione, troppe verità. Ma oggi, nella sua prima messa da Papa, ecco un Ratzinger dai toni nuovi che parla di collegialità, ecumenismo, dialogo con le altre religioni e a proposito del Concilio dice col passare degli anni non ha perso di attualità. Vedremo presto se alle parole seguiranno i fatti. Alle 17:50 di ieri la fumata bianca vista da una folla enorme. Oggi Piazza San Pietro tende a tornare alla sua normalità. Il servizio di Oliviero Bergamini. Il giorno dopo, a Piazza San Pietro, ancora si sente che qui ieri è passata la storia. Sono tornate le truppe dei turisti che si mettono in coda per visitare la basilica e la tomba di Giovanni Paolo II, ma tanti sono venuti anche per il nuovo Papa. Prima dagli schermi si segue la messa nella Cappella Sistina, poi verso mezzogiorno si diffonde l'attesa, la speranza che un pontefice possa affacciarsi, richiamato magari da qualche canto o slogan. Gli ottimisti in attesa sono soprattutto tedeschi, come questi allievi di un liceo cattolico della Sassonia, ma ci sono anche italiani. Aspettiamo il Papa nuovo. Una visitina non farebbe male con tutti questi ragazzi che sono qua, sarebbe bello. Le ore però passano e, come del resto era previsto, le finestre del Vaticano restano chiuse. Allora bisogna consolarsi con le edizioni speciali dei giornali e con i primi souvenir di Papa Ratzinger che fanno capolino nella foresta di quelli di Papa Wojtyła. Per adesso sono disponibili soltanto fotografie del nuovo Papa, 4 euro l'una, ma i negozianti si stanno già attrezzando. Per il momento solo foto, poi le immagini su calendario e cose fra 3-4 giorni anche i rosari. Un papa di origine tedesca dopo molti secoli e proprio in Germania, a Colonia, Benedetto XVI andrà in agosto per la giornata mondiale della gioventù. Gioiscono in queste ore i cattolici tedeschi, ma anche in Germania ci si interroga sulle nuove prospettive della politica vaticana, così come in altre zone del mondo, a cominciare dal Sud America. Piero Badaloni e Raffaele Fichera. Siamo diventati Papa, così titola oggi la Bild, il giornale più popolare in Germania. Entusiastici anche i toni degli altri quotidiani, che però non nascondono le preoccupazioni dei cattolici tedeschi più progressisti per la eccessiva rigidità teologica del nuovo pontefice. Li rassicura il cardinale Lehmann, presidente della conferenza episcopale. Spesso in passato si è trovato in disaccordo con Ratzinger su varie questioni dottrinali. Ora, dopo la sua elezione, manda messaggi concilianti. Parla di una svolta storica per la Germania che arriva non a caso a 60 anni dalla fine della guerra. Continuerà sulla strada del suo predecessore, dice Lehmann, rivolgendosi anche ai leaders delle altre comunità religiose, quella evangelica in testa. I tedeschi sono divisi a metà fra cattolici e luterani. Tutti sperano in un rilancio del dialogo ecumenico. Anche Küng, il teologo messo sotto inchiesta da Ratzinger per le sue posizioni anticonformiste, invita a dare una chance a Benedetto XVI. Nel 62 al concilio i due allora giovani sacerdoti erano scatenati riformisti.
Non si pongono questi problemi i giovani cattolici di Colonia, che festeggiano così l'elezione del loro Papa. Ad agosto qui si terrà la giornata mondiale della gioventù. Sono sicuri che Benedetto XVI ci andrà. Prega per la sua salute il fratello sacerdote rimasto nel paese d'origine, Markt, vicino a Ratisbona. I 2700 abitanti hanno appena sfornato un pane speciale per festeggiare l'illustre concittadino e stasera birra gratis per tutti. La conferenza episcopale argentina riunita a Buenos Aires ha detto per bocca del suo portavoce di aver festeggiato con gioia l'elezione del nuovo Papa. Ieri aveva dichiarato di seguire il conclave con prudenza e in silenzio. Quella prudenza e quel silenzio tra le cui pieghe c'era forse la speranza per il riconoscimento di quello che è il più grande serbatoio della Chiesa di Roma, il continente latinoamericano. La metà dei fedeli di tutto il mondo, 20 cardinali in conclave. I giornali e le televisioni argentine hanno seguito in tempo reale le fasi di quanto stava accadendo in piazza San Pietro, immagini ritrasmesse in tutto il Sud e Centro America in lingua spagnola e dai network brasiliani. I signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile. Proprio il Brasile, che ha la più grande comunità ecclesiale di base, o il Messico, sono i paesi che maggiormente avevano sperato in un Papa latinoamericano, sostiene Hernán Brienza, vaticanista da Buenos Aires, di Le Monde Diplomatique. Dopo qualche conflitto iniziale, però, la Chiesa dell'America Latina si metterà a disposizione del nuovo Papa, così come fece con Giovanni Paolo II. Ma la Chiesa argentina, domandiamo, come accoglie il pontefice tedesco? La cupola della Iglesia argentina sta contenta con Ratzinger. La cupola della Chiesa argentina, dice Brienza, è contenta di Ratzinger. Hanno costruito un rapporto con lui quando non era ancora Papa e si suppone che manterranno questo rapporto. Secondo il primo sondaggio del Clarín, invece, a fronte di un 19% di argentini soddisfatti del nuovo pontefice, il 54% degli intervistati ha dichiarato che avrebbe preferito un altro nome. Notizie e immagini sull'elezione del nuovo Papa diffuse in tutto il mondo e si guarda con attenzione soprattutto alle reazioni di zone particolarmente sensibili come l'Africa. Sentiamo Maria Cuffaro. Sarebbe stato meraviglioso avere un papa nigeriano. Oliede è un commerciante nigeriano e non riesce a mascherare il disappunto per l'elezione di Joseph Ratzinger. Il candidato africano era Arinze, che però non ha mai avuto una reale chance di essere eletto. In queste 36 ore di conclave nessuno ha realmente creduto alla possibilità di un papa africano. Ieri, subito dopo la fumata bianca, sono scoppiati festeggiamenti in Nigeria, Kenya e Costa d'Avorio. I fedeli hanno cantato e ballato in onore di Benedetto XVI. Il Signore ci ha dato un nuovo pastore. È una gioia, non ci importa se è polacco, italiano o africano. Se ama Gesù come Giovanni Paolo II non ci saranno problemi. Stesso spirito anche in India, dove solo in pochi hanno creduto alla possibilità di un papa indiano. Non siamo tristi, lui è l'uomo giusto per sedere sul seggio di Pietro, afferma padre Kapoor. Preghiamo e speriamo, il commento di Suor Nirmala, madre superiore dell'ordine di Madre Teresa di Calcutta. Nelle cattoliche filippine si festeggia da ieri sera il nuovo papa ed il presidente pakistano Musharraf, a Manila in visita ufficiale, si è augurato che Papa Benedetto XVI sarà un pontefice del dialogo tra le varie religioni. Le reazioni più critiche alle elezioni di Ratzinger al soglio pontificio vengono invece dalla stampa inglese. Il Rottweiler di Dio, il titolo d'apertura del giornale popolare Mirror. Dalla gioventù nazista a Papa Razzi, l'apertura del Sun. L'Independent invece è più allusivo ed in prima pagina pubblica una foto di Joseph Ratzinger giovanissimo in uniforme da soldato. A 14 anni Ratzinger faceva parte della gioventù hitleriana. Non avevamo scelta, spiegò molti anni dopo, ricordando come giovanissimo scelse anche di disertare l'esercito nazista. Il dialogo con le altre confessioni religiose è stato uno dei capisaldi della linea seguita negli anni passati da Papa Wojtyła e su questo terreno sono forti nel mondo le aspettative rispetto al nuovo pontificato. Sentiamo da Gerusalemme Filippo Landi. Un Papa tedesco. Lo hanno appreso attraverso i televisori, tutti sintonizzati su quanto accadeva ieri a Roma. In verità in Israele la memoria dell'Olocausto maturato in Germania ancora alimenta un sospetto, quasi un pregiudizio antitedesco, che questa volta però non è scattato verso Ratzinger. Ecco infatti la voce non certo solitaria del rabbino Lau. Io conosco il cardinale Joseph Ratzinger, gli auguro ogni bene, buona salute e una lunga vita. Lo conosco come un amico del popolo ebraico. Un anno fa l'ho incontrato a New York con altri cardinali al simposio contro l'antisemitismo. La prima relazione fu fatta proprio dal cardinale Ratzinger.
Sulla spianata delle moschee a Gerusalemme oggi ci sono fedeli musulmani e anche pellegrini cristiani. Al-Husseini è uno degli esponenti musulmani più autorevoli del comitato di laici e religiosi che sovrintendono alle moschee. Mi piace e spero che il ruolo del nuovo Papa possa continuare la politica del Papa precedente. Giovanni Paolo II fu il Papa di tutti. Era un forte uomo che parlava di giustizia e di pace e noi abbiamo urgentemente bisogno di pace. Le campane ieri a Gerusalemme hanno suonato a festa per la nomina di Benedetto XVI. Monsignor Zambi è nunzio apostolico in Terra Santa. E io credo che dandosi questo nome ha voluto dire anche che la pace è una delle sue priorità. Le notizie ora dalla cronaca italiana. La Guardia di Finanza ha acquisito alcuni atti negli uffici dell'Alfa di Arese. Sul tappeto c'è un'inchiesta su finanziamenti per la riconversione dell'area industriale. Un'inchiesta sull'area dell'Alfa di Arese, sui fondi pubblici destinati alla sua reindustrializzazione. Il pubblico ministero milanese Claudio Gittardi ha aperto un fascicolo in cui si ipotizzano i reati di truffa e abuso d'ufficio. Un'inchiesta per ora contro ignoti. Il magistrato, con l'aiuto dei finanzieri del nucleo provinciale di polizia tributaria, sta acquisendo tutti gli atti che riguardano il consorzio formato da Fiat Auto, provincia di Milano e enti locali, creato nel 1994 per cercare di riportare insediamenti produttivi nelle aree che la Fiat stava smantellando. Da allora il Consorzio ha ricevuto una serie di finanziamenti da governo e regione, fondi per decine di milioni di euro. L'inchiesta della Procura di Milano ipotizza che, almeno fino allo scorso anno, questi fondi siano stati gestiti in modo improprio, che siano finiti in mano a società che nulla avevano a che fare con la reindustrializzazione dell'area. Tra le carte acquisite dalla Guardia di Finanza, gli atti di vendita di Fiat Auto, i rapporti con società immobiliari, tutte le delibere del Consorzio. Tra i primi a sollevare dubbi sull'utilizzo dei fondi pubblici, i Cobas dell'Alfa, che in più occasioni avevano denunciato violazioni della Convenzione, la cessione delle aree a società immobiliari e l'assegnazione dei fondi senza avere garanzie per l'assunzione dei lavoratori dell'Alfa. Sono tutti tedeschi, 21 passeggeri a bordo di un traghetto che andava a Olbia ma che ieri sera si è incagliato davanti al porto di Livorno. Il nostro servizio. 50 persone da oltre 18 ore sono bloccate a bordo del traghetto di linea Moby Rider, incagliato nel fondale antistante il porto di Livorno. Andato a vuoto il primo tentativo per liberare la nave. Ora però aspettiamo che le condizioni del tempo, così come ci dicono i meteorologi, migliorino in maniera tale che si possa operare al meglio e quindi sarà esperito un nuovo tentativo. Il forte vento, che ha raggiunto i 70 km/h, ha impedito il trasferimento delle persone ancora a bordo. Farli rimanere sulla nave è parso infatti il rischio minore. Si tratta di 29 uomini di equipaggio e 21 passeggeri, fra cui anche un bambino, tutti di nazionalità tedesca e diretti in Sardegna con il camper per l'anticipo delle vacanze. Il traghetto era partito dal porto di Livorno alle 20 verso Olbia, ma dopo appena 15 minuti di navigazione l'insabbiamento nel fondale melmoso, appena fuori dal porto, dove l'acqua è profonda appena 5 metri. 5 i rimorchiatori impegnati nell'azione di soccorso e 2 motovedette della Capitaneria. Da qui partirà anche un'inchiesta per verificare le cause e le responsabilità. Una frana si è staccata questa mattina da un costone della Maiella, in Abruzzo. Una donna di 74 anni è morta sotto le macerie della sua casa in provincia di Chieti. I soccorritori l'hanno cercata per 5 ore prima di trovarla senza vita nella parte dell'abitazione distrutta dalla frana. Il marito è rimasto ferito. La frana ha investito per un tratto di 20 metri la strada statale 84, pochi minuti dopo il passaggio di uno scuolabus. Un permesso di soggiorno può equivalere a una lunga e faticosa odissea. A Milano lunghe code, anche notturne, presso la questura, tante persone in difficoltà. Vediamo. Hanno trascorso tutta la notte all'aperto. Alcuni stanno qui dal giorno precedente. All'ufficio immigrati della questura di Milano in via Cagni, alla periferia nord della città, ogni mattina ci sono 200-300 immigrati in fila da ore, anche soltanto per consegnare un documento mancante o per chiedere se è pronto il permesso di soggiorno scaduto ormai da più di un anno. Quando è arrivata? Qua? Alle 5 di pomeriggio di ieri, praticamente. Sono prima.
11:30 ieri sera, 11:30 fino adesso, e vediamo se finisce, non lo so. Venuto alle 4:30 di mattina, e mia moglie è incinta. Siamo arrivati alle 2 di notte, abbiamo stato in macchina fino alle 6, poi siamo venuti qua perché se no dopo rischiamo di non entrare dentro. La maggior parte degli immigrati che fa riferimento a questo ufficio viene dalla provincia. San Giovanni, Legnano, Ciniselo Balsamo, Monza. Io vengo da Vietegrasso. Per venire a Vietegrasso vengo a dormire qua. È giusto? No. No, tutti abbiamo la macchina e dobbiamo dormire qui, sul marciapiede. C'è anche una badante che assiste una donna malata di Alzheimer. Sono venuta con lei perché non poteva lasciarla da sola, quindi ho dovuto per forza venire a ritirare il mio permesso di soggiorno. Lei a che ora è arrivata? A 4:30 più o meno. La stele di Aksum, che fu smontata tempo fa a Roma, ha cominciato il viaggio di ritorno verso l'Etiopia, dove è arrivato il primo troncone. Vediamo. Scende dal cielo come una divinità antica la stele. La valle di Aksum, sullo sfondo la danza dei guerrieri e l'applauso forte, quasi a coprire il rumore dei reattori. Ed eccola che riappare dopo 68 anni, che scende lentamente dalla stiva. Si vedono i rilievi, le porte delle case che indicano il cielo, il percorso dell'anima verso la purezza. Ancora canti e danze e riti, la benedizione del sacerdote copto e il corteo che accoglie il primo dei 3 blocchi. 3 viaggi, altrettanti percorsi mistici per ricomporre la stele. Era stata strappata la valle nel 1937 da Mussolini, rincorreva i Cesari, il duce del fascismo, voleva il suo trofeo e la ferita per il popolo etiope, umiliato da una guerra coloniale feroce, assurda, restò aperta per anni. E per anni i discendenti di Saba chiesero con forza che venisse restituito quel simbolo di un popolo, della sua identità. Un fulmine 2 anni fa, la punta della stele rovinata in parte sul selciato e l'inizio di una nuova storia. La decisione del governo italiano, tra molte polemiche, di passare davvero alla restituzione, le impalcature, la divisione in 3 blocchi e questo atterraggio ieri atteso con ansia, con grida di gioia. I giovani con le magliette inneggianti ad Aksum, le donne in costume e la storia che sembra ricomporsi dopo secoli, dopo 17 secoli. La pagina sportiva: questa sera tornano a giocare le squadre di Serie A dopo alcune settimane calde e l'incontro più atteso è quello di Torino, dove si sfideranno Juventus e Inter. Ci sarà sul campionato la fumata bianconera o il Milan, per una volta costretto a tifare Inter, potrà annullare o ridurre il distacco dalla capolista? È questo il principale interrogativo che dovrà sciogliere il turno infrasettimanale di campionato, programmato stasera per recuperare lo stop della giornata in cui il calcio si fermò in segno di rispetto per la scomparsa di Giovanni Paolo II. Riflettori puntati dunque sullo stadio delle Alpi, dove Capello, quanto mai sospettoso, dovrà guardarsi dalle insidie di un Inter che in questa stagione ha pareggiato troppo, ma ha perso solo quando ha affrontato il Milan. I rossoneri, a loro volta spettatori interessati del derby d'Italia, faranno bene a non distrarsi col Chievo, ospite a San Siro in una gara sulla carta dal pronostico scontato. Mancini, che dovrà fare a meno di Adriano e Veron, si affiderà alla coppia di punte Martins-Cruz, con Vieri e Stankovic inizialmente in panchina. Conferma in attacco anche per Capello, che schiererà il tandem del Piero Ibrahimovic, e a centrocampo punterà ancora su Appiah, positivo nella goleada contro il Lecce. Oltre alle sfide di vertice, la giornata offre incontri interessanti anche per quel che riguarda la coda. Particolarmente delicata è Fiorentina-Messina, con Zoff in bilico che ha bisogno assoluto dei 3 punti, e Roma-Siena, con l'ambiente giallorosso in fermento per un finale di stagione in cui, come ha detto l'amministratore delegato Rosella Sensi, tutti sono sotto esame, anche per non rendere preoccupante una classifica finora deludente. In chiusura una notizia sulla crisi politica di cui abbiamo parlato in apertura, una dichiarazione del ministro leghista Maroni. Il Ministero per le Riforme è della Lega e non fa parte della trattativa. Figuriamoci se ammainiamo una bandiera che è nostra. Mi sembrerebbe pretendere troppo. Questo ha detto Maroni poco fa. La notizia è stata appena battuta dalle agenzie. Maroni esclude che Roberto Calderoli possa lasciare quello che fu, dice, il Ministero di Umberto Bossi. Bene, tutti gli aggiornamenti nella prossima edizione del TG3. Per ora grazie per l'ascolto. Arrivederci.